Premio ACI Treviso per l'attività sportiva 2023, campioni di oggi e di ieri premiati per i risultati ottenuti nella stagione da poco conclusa. Abbiamo dato premi, abbiamo riconosciuto l'impegno, la passione e anche il risultato che i nostri sportivi hanno nel territorio nazionale, ma anche a livello europeo e qualche volta mondiale. Grande soddisfazione per ACI Treviso, una provincia che conta un gran numero di sportivi automobilistici, dalla regolarità al rally alla salita. È un'opportunità che sicuramente non va trascurata ma va valorizzata, crea team, crea gruppo e insieme nel gruppo si possono fare diverse cose, a cominciare dalle gare che oramai si sono cristallizzate per quanto riguarda la regolarità e quindi con la marca classica, che quest'anno si terrà a giugno, il 22 e 23 giugno, per poi anche auspicare di poter non solo aver inserito il calendario ma anche poter disputare la Vittorio Veneto Cansiglio, sarebbe il centenario quest'anno. Una passione, quella per lo sport motoristico senza età e che ha visto salire sul palco giovani campioni come piloti che ora hanno i capelli d'argento ma hanno iniziato ad amare i motori fin da ragazzini. Sicuramente è un'emozione unica che farei provare a tutti, soprattutto anche ai miei coetanei che, non essendoci mai saliti su una macchina da rally, come nel mio caso, non possono capire. Da quanti anni è che lei corre in auto? Diciamo che ho cominciato in tenera età. Il mio soprannome nel mio paese, dove sono nato, era Tazio Nuvolari.